Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua amici carissimi del sabato 5 aprile 2025. Siamo quasi alla vigilia di Pasqua. Ben ritrovati ai nostri amici, ma un benvenuto ai nostri studi a Edoardo. Anche Gabriele stava bene però. Edoardo Lega, ti chiedo scusa Edoardo, veramente Edoardo Lega, un grandissimo clarinettista, e qua con un suo strumento particolare, meraviglioso, che già è inquadrato nei nostri schermi, che tu poi fra poco illustrerai ai nostri amici. Allora, caro Edoardo, tu arrivi da Sesto San Giovanni, quindi non hai fatto molta strada. Sesto San Giovanni è alle porte di Milano, ma hai conseguito il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, sotto la guida del maestro Roberto Bocchio, no? Che tu vorrai anche ricordare e salutare anche. E salutare, e mi unisco anch'io. E sei clarinettista, ma questo lo racconteremo insieme magari, perché presumo che qui rientri il tuo clarinetto basso che oggi illustrerai ai nostri ascoltatori. Quindi tu presenterai il clarinetto tradizionale, questo splendido strumento, il clarinetto basso, che è già inquadrato e che è tutt'altro genere forse dal clarinetto tradizionale. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Il clarinetto basso comunque nasce quasi con il clarinetto nel periodo diciamo, si sviluppa nel periodo di Mozart, quindi è uno strumento giovane come il clarinetto. Nasce per ampliare la gamma di suono del colore del clarinetto, diciamo. Quindi più o meno amplia anche l'estensione del colore del suono del clarinetto, ma si sviluppa, ha un suo sviluppo principale nel Novecento, dove viene utilizzato maggiormente, ecco. Ecco, ma senti Edoardo, nella musica
romantica, per esempio, dove c'è l'uso del clarinetto, viene ogni tanto, utilizzato questo di clarinetto, magari per dare maggior, non so, profondità di suono, alla composizione? Oppure non si usa? Si è usato anche, ma non spesso, non spesso, si è usato più il clarinetto. Clarinetto, Diciamo che il clarinetto basso si è usato maggiormente dal Novecento in poi, sì. quindi nella musica contemporanea. Nella musica contemporanea, ma anche un po' prima, tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto anche in orchestra, autori come Mahler o Richard Strauss lo utilizzano maggiormente, o addirittura gli operisti come Verdi o Wagner lo Ah, utilizzano. l'hanno utilizzato Sì, loro. sì, sì, Verdi lo metteva sempre, spesso mette dei soli completamente, clarinetto? sì, di clarinetto basso completamente da solo. Ah, ecco, Se giusto. magari c'è l'occasione, magari posso farne sentire anche uno. Ma tu puoi far sentire quello che vuoi. Il clarinetto l'hai ben inquadrato, Sveva? Per i nostri Sì, forse stiamo facendo anche pubblicità alla ditta, ma comunque non importa, importa. è una ditta francese, Sì. lontana. E poi è giusto anche, fosse una ditta italiana, proprio così, renderle onore. Senti, tu sei giovanissimo, però già dal Beh. 2013 fai parte di questo ensemble Utopia. Utopia, sì, è Ossia? Utopia Ensemble. È un ensemble di Genova, a base è Genova. È Utopia perché, il contrario di utopia, appunto. A Genova non esisteva un ensemble di musica contemporanea. E allora, l'ideatore di questo ensemble, che è Matteo Manzitti, tra l'altro ti consiglio di prendere nota di questo nome perché Sentiamolo subito. è un nome importante, ha creato questo ensemble. Non esisteva appunto a Genova, a Milano ce ne sono più di uno, c'è Sentieri Selvaggi, Divertimento Ensemble, famosissimi, e a Genova appunto non c'era. E Utopia perché è stata una cosa realizzabile, al contrario di Utopia, e quindi da questo il nome. Ah, ecco. E ci suono praticamente dalla sua nascita. Avevano bisogno di uno specialista della musica contemporanea e hanno sono scelto arrivati a me. E sono arrivati a te. Oltretutto veramente molto giovane, perché sei nato nel 2000, no, Nel 1987. 1987, sì, veramente molto giovane, già dal Beh, 2013, ne quindi avvicino ai 40 però. vabbè dai, cosa vuoi che siano. Senti, cominciamo già, a Ecco, sentire, io, ti dimmi. dicevo, Oretta, che, mi son dimenticato perché ho diversi curricoli. Ho omesso che, io ho iniziato gli studi, da molto piccolo, avevo 6, 7 anni, ho incominciato gli studi nella civica di Sesto San Giovanni con il maestro Stefano Monti. Questo te lo dico perché, dopo io ho scoperto che Stefano Monti era prima di tutto un clarinettista basso, quindi un suonatore di clarinetto basso del Teatro alla Scala degli anni. Lui ha suonato tra gli anni '40 e '70. E questo per me è stato Immagino. una bella sorpresa, scoprire che il mio primo insegnante era proprio un suonatore di clarinetto basso. Poi è stata una grande emozione quando sono andato a suonare, in Scala. Mi è capitato di fare dei programmi anche al Teatro alla Scala e sedere al posto del mio primo insegnante. È stata una grandissima emozione. Bello, poi io dico sempre che la musica comunque ricongiunge, in una maniera o nell'altra ci porta sempre a ritrovarci, è vero o Sì, no? sì, 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 io No, ma anche è prima vero, è è vero, vero, è ci una siam messi cosa a chiacchierare così, abbiamo scoperto casualmente dei nomi in comune, o perché Sì, veramente sì, sì, sempre sì. è molto bello questo qui, questa cosa. Senti, partiamo subito con l'ascolto di qualcosa che dove tu però non usi, no, qui usi in Bach Qui lo uso, sì, lo sì, sì, usi? qui lo uso perché, questo, l'avevo registrato qualche anno fa nel periodo Covid, dove, l'attività era ferma. Fermissima era. Allora, io non riesco a star fermo, dovevo suonare, era uscito questo concorso, di esecuzione di Bach, di brani di Bach. Concorso
mondiale, vabbè, e sono arrivato terzo, ho preso il terzo Caspita! premio con questa esecuzione Oh, complimenti. e niente, volevo farla Ma sentire. È la certo. sarabanda dalla prima suite per violoncello Dice di Bach. Bravo, Ecco. bravissimo, veramente con questo Grazie. strumento molto particolare. Per chi, ci ha seguito anche con il 252, ti ha visto proprio con questo particolare strumento che adesso hai inquadrato. Per chi invece ci avesse sentito solo per radio, ha sentito il suono di questo strumento che è molto caldo, profondo. Esatto, esattamente. Poi Bach si presta bene perché, soprattutto le suite per violoncello, perché il clarinetto basso ha più o meno la stessa estensione di quella del violoncello e quindi funzionano. Ecco, non esisteva, lo strumento al periodo di Bach, però adesso che ce Ma l'abbiamo possiamo eseguirlo, Bach si siamo presta fortuna a essere sì, sì, interpretato sempre. sempre, esatto. Senti una cosa, quanto è lungo questo strumento? Per chi riesce a seguirci o anche per chi può immaginarlo. Allora in centimetri non te lo so dire, 1 metro almeno. almeno sì, sì. Srotolato completamente forse di più. È il doppio del clarinetto, in si bemol Tradizionale. tradizionale in si bemolle, è il doppio, però è anche un po' più grande il canneggio.
Ma poi è bellissimo perché termina con questa campana, no? Esatto, allora la forma definitiva, gliela dà proprio, Sachs, Adolf Sachs, l'inventore del sassofono. E per quello ti dicevo che forse nella mostra, poteva esserci. All'inizio, venivano usati diversi, tipi di legno. Il legno del clarinetto che si usa ora è l'ebano, quindi come il Sì. clarinetto tradizionale. Le chiavi sono chiavi in metallo, argentate. Strumento bellissimo, Sì, veramente. sì, sì. Sveva l'avevi mai visto uno strumento così? No, Ecco, vedi? bene. No, lei Allora, perché comunque vive anche lei nella musica, perché la famiglia sono dei musicisti, ma è una cosa veramente insolita, quindi è un affascinante, particolare, molto sì, 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 sì. affascinante. Io poi ho avuto il piacere di sentirti proprio al Festival di 5 giornate di Milano, arrivata alla 19ª stagione, edizione di questo festival, dove tu Esatto. hai suonato questo splendido strumento in una particolare tamburellandolo. Non so se eri tu il violoncellista, avete creato anche dei giochi. Sì, eravamo entrambi, con un si chiama tecnica estesa, perché nel Novecento poi, molti compositori sperimentano altri tipi di suoni, e in collaborazione con i musicisti, trovavano, appunto dei modi diversi di produrre il suono. E quindi dopo magari farò sentire Certo. anche altri modi di suonare lo Giusto, strumento ci dai un esempio esatto. senz'altro. Senti, allora torniamo a te caro, Edoardo Lega, che, erroneamente ti avevo chiamato con altro nome, ma io sono abituata a scambiare i nomi così evidentemente. Senti una cosa, tu hai collabori con diversi ensemble di musica contemporanea, sempre nel ruolo di clarinetto basso. Infatti adesso andrai, m'hai detto, vai al Teatro Petruzzelli Adesso di Bari, dove sei già stato, sì, no? sì. E suonerai proprio questo E strumento? suonerò questo strumento, è Quindi da no. diversi anni che collaboro anche col Teatro Petruzzelli di Bari, metteremo in scena un'opera di Britten, lei che si chiama The Rape of Lucrezia. Britten ha scritto una marea di musica, Un e quindi compositore molto sì, sì, interessante da prolifico, sì. ascoltare e da conoscere senz'altro. Senti, poi hai suonato al Teatro Comunale di Bologna, hai suonato con l'Orchestra del Teatro alla Scala e la Filarmonica, Sì, quindi sono collaborazioni importantissime importantissime, perché ogni ma tanto proprio perché come dicevamo prima, forse, non in onda, i i i specialisti di questo strumento non sono tantissimi in Italia, ecco. E quindi capita che magari qualche orchestra professionista abbia bisogno di, beh, chiamare l'esperto, di questo strumento. e poi hai avuto dei grandi direttori, ne citiamo 2 italiani, i nostri direttori, Daniele Gatti e Riccardo Eh Chailly. beh sì, grandissimi, sì, sì. Grandi Sì, direttori sì. con altri numerosi, prestigiosi nomi. Senti, andiamo avanti con l'ascolto. Che cosa ci fai sentire adesso? Allora pensavo di farvi sentire un brano, che ho suonato con Utopia, con l'Utopia Ensemble. Ho pensato di prendere un brano di Berio, visto che Giusto, hai fatto bene. quest'anno è il centenario dalla Di nascita. Luciano Berio, giusto, hai fatto È uno bene. dei primi concerti che abbiam fatto al Teatro della Tosse di Genova. È un estratto dalle folk song di Berio, si chiama "Ballo". Va bene, allora ascoltiamo Luciano Berio, così facciamo anche un ricordo di questo grande, compositore che era nato nel 1925 in Liguria, non mi ricordo Esatto, se ligure. ecco, ed è scomparso, qualche anno fa. Quindi omaggio a Luciano Berio con questa "Ballo" dalle, folk song.
Ha aperto il microfono. Questa è una delle folk song di Luciano Berio. Io le avevo avute in CD, registrate da Patrizia Porzio, che ha dedicato proprio alle canzoni di Luciano Berio. Sono belle però, Sì, sono sono bellissime. Sì, molto sì. belle. Intanto è andata anche un'immagine del compositore sul nostro schermo, così abbiamo anche, se modestamente, perché veramente meriterebbe Sì, esatto, un giusto. ricordo più approfondito, però insomma abbiamo dato un ricordo a questo grande compositore italiano, proprio dell'avanguardia europea. Esatto. Senti, Ecco, qui era per ensemble, poi io l'ho eseguito anche, c'è la versione per orchestra, l'ho eseguito sempre col Teatro Comunale di Bologna, col clarinetto basso. Invece in questa versione che abbiamo era ascoltato, c'era il clarinetto tradizionale. tradizionale. Senti, tu sei anche docente di clarinetto, però tradizionale, presso la British School di Milano, Esatto. dove mi dicevi che si alternano studenti che poi Da tutto il mondo. meteore Sì, che sì, sì, vengono, sì. studiano 2 anni e Sì, purtroppo non ti hanno abbandonano. mi abbandonano, sì, non riesco a portarli tanto avanti perché cambiano città in continuazione. Però ho insegnato anche in scuole, insegno anche, in altre scuole qui a Milano e in provincia. Insomma, ho avuto anche delle belle soddisfazioni perché alcuni miei allievi sono tuttora iscritti al Conservatorio di Milano e altri sono entrati nei vari licei musicali, Monza, Lecco, eccetera. Senti Edoardo, ma si può passare subito al clarinetto basso senza passare dal clarinetto tradizionale? Questa è una bella domanda. So che qualcuno l'ha fatto, ma, Non è consigliabile. non è consigliabile, esatto. È come il sassofono, non so se hai presente, c'è la famiglia dei sassofoni, c'è il Certo. sassofono soprano, sassofono tenore, contralto, baritono, eccetera. Il sassofono di partenza, diciamo, è il sassofono contralto, poi uno si può specializzare negli altri sassofoni. Il clarinetto, è uguale, col clarinetto è uguale, si inizia col clarinetto soprano, poi ci sono vari tipi di clarinetto. C'è il clarinetto piccolo in mi bemolle, che è proprio minuscolo, è un clarinettino piccolo, e c'è anche il clarinetto contrabbasso, che è il doppio di questo qui. Addirittura? Sì, mi è capitato di Che suonarlo sempre con Utopia ma ci Ensemble, vuole sì. molto fiato per suonare questi strumenti. A fiato? Sì, ci Meglio non vuole, sì. essere influenzati. Ci vuole parecchio fiato, sì. Senti, tu hai avuto anche un prestigioso premio Abbiati recentemente, per il 2022. Sì, in realtà sì, Che l'ha avuto il Teatro Petruzzelli. Io ho collaborato per la realizzazione del DVD. di questa Esatto, era sì, una rassegna Host Italien. esatto. Ma che cosa comprendeva questa rassegna? Venivano, invitati diversi compositori viventi, abbiamo eseguito diverse composizioni di compositori tra cui, Carlo Sì, Boccadoro, un nome importantissimo, sì. Ivan Fedele, insomma diversi compositori, e poi è stato, fatto questo Tradotto in DVD, che ha vinto, questo premio. premio Abbiati, Sì, 8 DVD. sì, Senti, intanto ricordiamo che è un programma comunque in diretta, anche se i nostri certo. ascoltatori magari ascoltano e non chiamano, comunque ricordiamo il numero 02 92 94 72 22. Chi volesse, questa come sai è una radio senza filtri né censure. Certo, certo. Quindi se arriva una chiamata sveva, la passa immediatamente senza chiedere chi è o chi non è. Senti, invece andiamo avanti perché troviamo Debussy adesso. Adesso Debussy, sì, ci tenevo a far conoscere anche questo trio, con cui, ho suonato. Adesso siamo un po' fermi per varie ragioni, tra cui il flautista è diventato primo flauto dell'Arena di Verona, Allora recentemente, quindi è non ha più difficile tempo. incontrarci. Si chiama Trio Shaw, è composto appunto da flauto, clarinetto e chitarra, e, abbiamo fatto, diverse belle cose anche con loro. Abbiamo girato un po' l'Italia a fare concerti, volevo far sentire appunto la Field, de oddio il nome Beh, fa niente. era un brano di Debussy, Brano di Debussy, lo ascoltiamo, poi nel frattempo la ti Filo au Cheval de Laine. ecco, Cavallo di legno.
È terminato. Allora faccio subito un'errata corrige. I capelli di Lino. Non so come mai mi è venuto fuori il cavallo di legno. No, l'ho pronunciato male io, quindi Ma no, ma poi vedi, questa è la trasmissione in diretta, sì, perché sì. se dici una sciocchezza resta, non è che Sveva c'era sì, sì, farò un minuto la pausa. Allora intanto chiedo chi è il chitarrista? Mi dicevi che Chitarrista è appunto il mio fratello Tommaso Lega. Sì, siete suoniamo siete tutti una famiglia di musicisti, mi tutti dicevi. musicisti. Sì, sì, mia mamma è diplomata in pianoforte, la mia nonna ha suonato il pianoforte e il mio bisnonno era addirittura violinista nei cinema muti. Ma dai, Sì, ma tu sì, nei primi del pensa. '900, Ma che quindi sì, sì, bello. sì, sì. E poi con tuo fratello abbiamo detto che suonate nella stessa scuola, nella Insegniamo British. nella British School insieme, sì, sì, sì. Bravo, quindi anche lui ha il dispiacere di vedersi scappare poi i propri allievi che se ne va. Purtroppo è così, sì, sì. Bello, bello, una famiglia di Mh-mh. musicisti. Adesso poi arrivano, ci sono i 2 bambini che uno si è già avvicinato alla batteria, no, mi Esatto, dicevi, sì, sì, sì. l tua moglie anche lei è clarinettista, Tutti, tutti, tutti tutti, quanti. tutti Quindi quanti. non vi annoiate o vi No, annoiate troppo magari. no, No. sicuramente non ci annoiamo. Va bene, diamo un attimo la linea a Sveva per un brevissimo stacco Grazie. pubblicitario, poi riprendiamo con quelle 2 pubblicità. Ecco, benissimo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. E torniamo in diretta. Adesso se Sveva manda le 2 locandine, faccio una piccola pubblicità, oltretutto a Novara, la città dove tu hai studiato, al Conservatorio Cantelli, al Teatro Auditorium in via Auxilia, non so se lo conosci questo teatro, ci sarà il concerto di Patrizia Gennone alla chitarra con Antonietta Incardona al pianoforte, venerdì 11 aprile alle ore 21. Deve essere uscita la locandina. Mentre l'altra locandina si riferisce al circolo Genisio, mercoledì 16 aprile, grande concerto lirico per chi ama la lirica. Questo invece avviene al concerto canta il tenore Vincenzo Puma con tanti cantanti del concorso Magda Oliviero. Allora, dov'è questo concerto? Via Cenisio 4 a Milano. Circolo Cenisio, mercoledì 16 aprile alle ore 15:30. Ecco, abbiamo dato, perché mi arrivano tanti di Certo. questi messaggi, è giusto anche dare risalto. Bene, torniamo, una chiamata in linea, allora diciamo subito pronto. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Luisa, chiamo da Pavia. Complimenti al maestro, veramente molto Grazie. bravo, è incredibile, fantastico quello strumento da tenere in salotto proprio come un Sì, un'opera pezzo d'arte. di grandissimo risalto. Complimenti ancora, davvero, grazie. È vero, è uno strumento molto decorativo. Sì, è vero, sì. Molto, molto decorativo. No, ma io appunto quando io mi sono innamorato subito quando non lo conoscevo neanche io. A Sesto San Giovanni venivano a suonare un quartetto di clarinetti, e io all'epoca avevo anche io il mio quartetto di clarinetti, abbiam detto: "Vabbè, andiamo a sentire". Son rimasto folgorato anche io, cioè, ma avevo quasi il diploma, diciamo, quindi anche a me m'ha affascinato tantissimo come
Ma per avere per questo ulteriore, diciamo, per il clarinetto basso ci vuole un ulteriore diploma? Oppure è una cosa Ora sì, ora esiste da qualche anno, il diploma proprio di clarinetto basso. ma viene insegnato in alcuni conservatori? Sì, Sì? c'è qualche Non in specialista, tutti. infatti Roberto Bocchio è uno specialista, e ha suonato e suona tuttora anche ogni tanto alla Rai di Torino. E al tuo conservatorio Cantelli di Novara lo Sì, insegnano? sì, sì, proprio Roberto Bocchio a Bene, Novara, sì, bene, sì, per bene. quello sono andato lì, perché c'era lui che, appunto trattava il clarinetto basso. Sì, Clarinetto sì, sì, basso. sì, sì. Va bene, allora adesso cosa facciamo? Vuoi già suonare qualche cosa col clarinetto basso o andiamo avanti con la nostra scaletta? Ma, Devi prepararti, devi accordarlo, è già pronto? Vuoi no, no, è posso così. anche suonare qualcosa se Sì? volete, Dai, sì, sì. dai, così in estemporanea, Sì. naturalmente, perché abbiamo la scaletta, però ti ho preso alla sprovvista? È No, è assolutamente. pesante? Abbastanza, sì, 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 eh? sì, sì, quando si va in giro, C'è una bella custodia molto protettiva di questo strumento che viene smontato, no, in quanti pezzi? in 5 pezzi. 5 pezzi. Sì. Adesso il maestro Allora, come dicevo, questo è uno strumento che appunto viene utilizzato, anche, in orchestra, e ci sono dei solo importanti come, ehm, alcuni, compositori tipo Verdi, scrive delle parti solistiche appunto di clarinetto basso. Volevo farvi sentire una parte bravo, di Verdi, un'opera che si chiama Ernani. Hernani di Verdi, sì. Ernani, e c'è un solo di qualche minuto che Bene, allora in diretta per i nostri amici di Radio Libertà, il maestro Edoardo Lega suonerà dall'Hernani di Verdi un estratto proprio con esatto. questo bellissimo clarinetto basso, una novità assoluta. Bravissimo, bravissimo, veramente. Le note di Verdi si percepivano, Verdi Sì, esatto. veramente. Bellissimo. Cosa dici, Sveva? È davvero bello, molto intenso. Bello, sì, bello, profondo, intensissimo. Senti, però devi trovare il tempo per farmi sentire qualcosa di moderno poi, che tamburelli, Sì, che dopo fai dopo adesso, siamo prima che rimasti nel tradizionale, poi dopo no, perché vediamo, siccome sì, ci sì. tolgono 10 minuti, quindi devi Sì, bisogna studiare fare bene in il fretta. tempo. Sì, sì, Ecco, sì, sì, bravo. sì. Quindi adesso andiamo avanti con che cosa? Andiamo avanti, intanto ti Sì, abbiamo conosciuto abbastanza bene, ma probabilmente ci sono chissà quante altre cose di te che ancora ce ne non ci sono, sfuggono. magari ce ne sono Tanto tante. hai effettuato numerose registrazioni televisive in Italia, all'estero, hai inciso diverse per case discografiche, mi Sì, ricordo la Tactus fra le tante. sì, con la Cactus, abbiamo registrato un brano di Federico Perotti a Piacenza, poi, il brano di, Debussy? Debussy è presente in un altro CD del trio Shaw, ehm, e adesso non Beh, vabbè, mi non sfugge la casa editrice,
Invece Minor Swing, che è il prossimo brano in scaletta, abbiamo registrato sempre col Trio Shaw per la Clair de Lune Production. E insomma sì, ho registrato un po'. Ecco, però come dicevo anche con gli altri tuoi colleghi, i CD purtroppo, stanno Adesso stanno un stanno po' scomparendo sì, ed è sì. così bello. Io dicevo È bello averlo, sì. anche in macchina non riesci più a sentirlo perché la nuova tecnologia ti dà delle apparecchiature dove non c'è più la possibilità di ascoltare il CD. Sì, Devi sì, è scaricarlo vero. attraverso questi mezzi Invece a me piace diabolici. averlo, ogni Sì, è tanto bello. entro ancora nei negozi a prendere Il proprio il contatto CD. con Sì, il sì, sì, CD. sì. Adesso faccio vedere il tuo che mi hai Sì. gentilmente offerto. Intanto vogliamo passare al minor swing? Sì, mi sa di sì, perché se no poi non c'è tempo. Allora, il minor swing l'ho scelto sempre col Trio Shaw. Qui suono il clarinetto basso. Ah, non ci arrivavo. Grazie. No, voglio che si veda bene. Appunto è presente in questo CD, è un CD prevalentemente di musiche di colonne sonore. E a un certo punto, a metà brano, col clarinetto basso incomincio a fare, dei suoni particolari, percussivi, che hai sentito anche tu al concerto Festival 5 Giornate. Si chiamano slap. È un suono percussivo che, richiama un po' il tamburello, un po' il tamburo, ed è particolare, è un effetto particolare ascoltato appunto col clarinetto. Che quindi sentiremo adesso questi effetti Sentiremo, particolari esatto. con minor swing e poi ce li farai sentire Esatto, in diretta. personalmente in diretta, quindi è il massimo. Allora, Sveva, prepara il prossimo brano e noi lo ascoltiamo insieme al nostro pubblico silenzioso. Molto, molto piacevole questo brano Minor Swing. Tu veramente passi da questo genere di musica alla musica, tradizionale, chiamiamola così, dalla musica, classica alla musica contemporanea, cambiando strumento naturalmente, Sì, però sì. dico hai un repertorio, Sì, che comprende faccio veramente praticamente tutto. tutto, quasi tutto, sì. Col tuo clarinetto Mi vera manca un po' il jazz, ecco, lo lasciamo ma qui qualcosa di swing, che però cosa c'è questo sì, qui bello, sì, 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 sì. piacevolissimo. Senti, ma se tu dovessi, ecco, fare una rinuncia per esempio, perché tu suoni molto musica contemporanea che mi dici che ti piace molto. Sì. Ti piace? Sì. La capisci bene? Allora, Perché devo dire che perché uno dei miei insegnanti me l'ha fatta conoscere presto e me l'ha fatta suonare, presto, quindi sono abituato, ecco, sono abituato ad affrontare questo tipo di repertorio. Sì, forse è più divertente suonarla,
produrla, ecco. È affascinante scoprire certi suoni. Ma una chiamata? Sì, va bene. Allora passiamo alla chiamata, poi ti Sì, faccio qualche altra sì, domanda. sì. Pronto? Buongiorno Oretta, sono Piero da Monza. Ah, buongiorno Piero. Complimenti alla più bella Ma trasmissione che di Radio gentile. Libertà. E E, e complimenti anche per al gli ospiti, maestro. Veramente, certo. io purtroppo non vi vedo, vi ascolto soltanto, ma questo strumento è veramente delizioso. Complimenti. Grazie. E non dire ascoltatori silenziosi, siamo silenziosi Lo so, sì. perché non vogliamo rubare neanche Che un minuto gentile. della bella trasmissione. Ma grazie. Complimenti e buona trasmissione. Ciao. Grazie, li grazie trasferisco naturalmente a Edoardo Lega. Io dico sempre, se le trasmissioni sono piacevoli, interessanti, così è merito dell'ospite che io ho accanto. È una bella soddisfazione. Sì, proprio grande. Senti, adesso ho perso il filo di quello che volevo chiederti, vedi, ho perso volevo chiederti qualche cosa, Sì, vabbè. Ti ricordi di cosa stavo sono abituato alla musica contemporanea dai miei studi, ecco, perché Ecco, ma la musica contemporanea, si evolve, cambia nel giro, cioè la musica degli anni '70 per esempio, secondo me appartiene a un periodo un po' certo, sì, si inascoltabile. evolve. Era un periodo di un sperimentazione, po' di che a volte c'è anche tuttora, perché siamo arrivati appunto a delle produzioni, quasi di rumori, insomma Ma ecco, scusami, chiedo, c'è sempre buona fede nella musica, nei compositori contemporanei, secondo te? Beh, penso di sì, Sì? penso di sì. Ci Sì, sì. credono? Sì, sì, No, perché sì. io ho visto da un pianoforte fuoriuscire degli stracci e quindi mi chiedo fin dove si spinge. Beh, ma anche Cage, che non è proprio di adesso, insomma, Non scherzava. non scherzava, non scherzava, sì, sì. Senti, per non trovare il tempo che ci sfugge, Allora, sì. proviamo a sentire un brano, perché qui abbiamo finito la nostra scaletta, almeno quello che avevamo scritto, Sì. anche se abbiamo 5 minuti, allora Allora chiudiamo con sì, certo. pensavo di farti sentire, ancora un estratto di quello che avevi sentito al concerto del Festival 5 Sì, Giornate, fai dove riassume, diciamo, un po' tutti gli effetti che, il Va clarinetto bene. basso può fare. Hai 5 minuti Va di tempo bene, per farli buon sentire agli ascolto. ascoltatori e anche per farli riascoltare a me, che veramente erano molto particolari e molto curioso da ascoltare questo clarinetto basso. Peccato che non si veda nella sua completezza perché siamo nascosti dalla scrivania, però si sentirà il suono e quindi è sufficiente. Adesso voglio vedere sullo spartito come sono scritti questi soffi, come sono fammi vedere. Sì, sì, sì. No, perché veramente questi soffi come sono, messi in musica. Quali sono i soffi? I soffi Scusate, ma sono queste notine quadrate vuote. Ah, quelle notine Sì. quadrate vuote sono i soffi. Invece il Il suono che sembra un tamburo Sì?
è segnato con questa X. Ah, ecco, vedi? Sempre lo slap di cui parlavamo prima. Ah, ma è piacevole, interessante. E questo che brano è, scusami, E questo ripetimi? è un brano che ho eseguito sempre al Festival 5 Giornate di Luca Fialdini, si chiama Giaredo. Ma è un brano che andrà in giro, che verrà divulgato? Allora, questo no, però abbiamo in programma con Luca una registrazione di un CD con sue musiche per clarinetto basso e voce. Ah. In giugno Bene. stavamo proprio l'altro giorno organizzando. Tu verrai qua a presentarlo. E poi veniamo qua a presentarlo. Ecco, perché Radio Libertà porta fortuna. Senti, dobbiamo chiudere, Sveva, così almeno siamo completamente nel tempo. Allora, intanto veramente buon soggiorno musicale al Teatro Petruzzelli di Bari, Grazie mille. dove ne approfitterai anche per, Ecco, appunto, ci siamo esatto. già capiti, per mangiare le orecchiette, il pesce Esatto, buono, sì. il vino altrettanto buono, eccetera, eccetera, perché riuscirai, Sì. ci stai un mese Sì, quasi, sì. quindi poi riuscirai a passare poi Faccio il il mese pieno più poi, bello, questo esatto. mese. Sì. Quando parti? Domani? Di già? Domani incomincia la produzione, io andrò martedì. Martedì, quindi hai tempo per prepararti, per partire per Bari, questo bellissimo Teatro Petruzzelli, che veramente merita tutto il successo che aveva, che purtroppo poi si è interrotto e che ha ripreso ormai da alcuni anni. Edoardo Lega, non so come ringraziarti per questa tua Grazie a te. partecipazione con questo strumento veramente molto, molto particolare. Torna quando ti fa Volentieri. piacere, prenoti un sabato, Va bene. perché siete davvero musicisti molto preziosi, e Grazie a te, quindi Auretta. grazie Grazie dell'invito. infinitissime, complimenti, grazie a Sveva e ci sentiamo la settimana prossima per gli auguri anticipati di Pasqua. Grazie. Ciao carissimo Ciao. Edoardo, grazie infinite. Grazie mille. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.